Buongiorno, benvenuti in nuovo appuntamento con la rassegna stampa su Telecolor. Oggi venerdì 22 maggio, il racconto dei quotidiani nazionali è tutto incentrato sulle questioni che riguardano la flottiglia, insomma i nostri attivisti, tra gli attivisti internazionali ci sono anche i nostri attivisti italiani, tutto quello che è successo con il sequestro in Israele, addirittura si parla di torture, quindi insomma vedremo e troveremo sulle prime pagine dei quotidiani questo racconto. C'è una notizia che riguarda l'economia, una notizia insomma, che non fa stare sereno il governo italiano, ma non fa stare sereno neanche i governi di tutta Europa, cioè le stime al ribasso per quanto riguarda il PIL, la crescita in questo caso, e nel caso dell'Italia anche debito contratto più alto di tutti i paesi dell'Unione Europea. Quindi su questo sta lavorando il governo italiano, che sta lavorando anche sulla proroga delle accise, proprio perché il clima che si è creato, il clima economico che si è creato subito dopo il conflitto in Medio Oriente, quindi la crisi energetica, certamente non ha giovato alla crescita del paese. Poi ancora i racconti che arrivano dal fronte Russia-Ucraina, questa volta è l'Ucraina che ha attaccato la Russia, si parla di 100 morti in un punto strategico militare della Russia. Per quanto riguarda invece la stampa regionale, è tutto incentrato il racconto sulla vicenda Mondello, la società Italberga che riavrà, anzi ha già riavuto la gestione della spiaggia, i termovalorizzatori e poi nuovi elementi sull'indagine che riguarda Matteo Messina Denaro. Cominciamo la lettura dei giornali, cominciamo dal Corriere della Sera con i quotidiani nazionali. Vedete in prima pagina l'apertura, guerra ed energia, la frenata del PIL. Meloni avvisa l'Unione Europea, nuova fase o diventerà irrilevante. Chi diventerà irrilevante? Proprio l'Unione Europea. Doccia fredda per l'Italia, dalle previsioni dell'Unione Europea il PIL nel 2027 crescerà solo dello 0,6%, il peggiore a livello europeo. Il commissario Dombrovskis invece parla di Hormuz, che è strettamente legato a questa crescita, possiamo dire zero, perché aumenta il rischio di scenari al ribasso. Abbiamo parlato dell'Ucraina e della Russia, il conflitto, raid sulla base dei servizi russi, 100 vittime, Zelensky rivendica l'attacco a Kherson. E ancora c'è un altro scenario di guerra all'orizzonte, che potrebbe essere quello sul fronte caraibico di Cuba, la portaerei degli Stati Uniti va verso Cuba, scatenando l'ira di Mosca, ma anche della Cina in questo caso. Anche Pechino in allarme. Poi la flottiglia contro Ben Gvir, che è il ministro israeliano, sanzioni europee. L'Italia ha chiesto all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano della sicurezza dopo gli abusi sugli attivisti della flottiglia. Questo almeno è quello che ha annunciato il ministro degli esteri Antonio Tajani. Andiamo a vedere invece il quotidiano La Repubblica nella prima pagina, eccolo qua, crescita, Italia maglia nera, questa è l'apertura che sceglie Repubblica, l'Unione Europea taglia le stime nel 2027, il nostro paese ultimo per PIL e primo per debito pubblico. C'è anche una questione che riguarda la politica interna, si discute tra governo e opposizione della nuova legge elettorale, la Meloni contro il voto anticipato ma accelera sulla legge elettorale, cambiano le soglie di maggioranza e il premio. Quindi questo è l'apertura sulla quale si concentra oggi Repubblica. E poi l'attacco nel Kherson, raid ucraino sulla base russa, alla Germania invece, e questa è una notizia, pronti a guidare la NATO. Ancora i racconti della flottiglia, i racconti shock della flottiglia, botte, abusi e coltelli alla gola, calci, pugni, strattoni, fascette di plastica a legare i polsi e bende sugli occhi per ore. Abusi sessuali su uomini e donne sono i racconti dei membri della flottiglia fermati in Israele, la testimonianza di Dario Salvetti, dirigente sindacale arrivato ieri a Istanbul dopo 36 ore nelle mani dell'esercito israeliano. Cosa dice il dirigente sindacale Salvetti? Mi hanno portato in uno stanzino, mi hanno messo un coltello alla gola e più di una volta hanno fatto finta di colpirmi. Quindi questo è il clima che hanno respirato gli attivisti della flottiglia che volevano arrivare a Gaza, invece sono stati prelevati in acque internazionali. Andiamo a vedere altri quotidiani. La Stampa, abusati dagli israeliani, ancora sulla flottiglia. Tajani, lo Stato non paghi il viaggio di ritorno dei manifestanti, poi chiede all'Europa di sanzionare Ben Gvir, che è appunto il ministro
israeliano. Il racconto degli attivisti: in Italia sulla nave spogliati e torturati, poi ridevano. Questo è il racconto che diventa apertura della stampa. Ancora andiamo a vedere altri quotidiani, l'Avvenire che invece concentra l'apertura sul conflitto Russia-Ucraina, Kiev rialza la posta, Zelensky rivendica l'attacco con droni su una base di servizi segreti russi nel Kherson, decine di morti e feriti, Lukashenko invece Bielorussia apre e ora si teme la reazione di Putin. Il Papa oggi invece sarà nella terra dei fuochi ed Acerra, gioia che vince la paura. Queste le parole del pontefice. Abusi e torture invece sanzionate Israele sono le frasi che ritornano, le frasi di Antonio Tajani, che ritornano anche in prima pagina sul quotidiano Avvenire, quotidiano della CEI, quotidiano dei Vescovi. Andiamo a vedere i quotidiani economici cosa dicono su questa questione delle stime al ribasso. L'Unione Europea taglia le stime sull'Italia, PIL a più 0,5%, addirittura lievemente al ribasso rispetto al dato che danno gli altri quotidiani. Il ministro per l'economia Giancarlo Giorgetti chiede deroghe al patto di stabilità, dice sono ottimista, però su questo l'Unione si è sempre chiusa onestamente, quindi insomma su questo bisognerà vedere come finirà la questione. SpaceX, via l'hype più grande di sempre, sale la febbre degli investitori perché qui si tratta della società di Elon Musk che vuole conquistare lo spazio. Ormai lo spazio è terreno di conquista da parte dei grandi milionari, delle grandi multinazionali, adesso vedremo cosa succederà. E poi Stellantis rilancia, ancora lo troviamo sul quotidiano Sole 24 Ore, quotidiano del Confindustria, 60 miliardi di investimenti, 4 marchi, meno auto in Europa. Andiamo a vedere invece il quotidiano, il fatto quotidiano, eccolo qua, il Fatto Quotidiano. Cominciamo con la lettura dei quotidiani politici, almeno nei titoli. Benvenuti in Israele, questo è il Fatto Quotidiano che mostra in prima pagina le photoshock degli attivisti torturati dagli israeliani, torture e abusi, il rientro di quasi tutti i rapiti, dicevano welcome to Israel, mentre ci malmenavano e ci bruciavano nel taser. Benvenuti in Israele, il titolo con queste photoshock che troviamo in apertura del Fatto Quotidiano. Il giornale si concentra invece sulle questioni che riguardano la politica interna contro il Partito Democratico, gli attacchi, una croce sul PD, apre la scuola di voto per gli elettori islamici, quindi propaganda Dem a Venezia, questo è quello che denuncia il quotidiano Il Giornale. Con i corsi ai bengalesi, i candidati inneggiano ad Allah, a Bologna invece lo sportello anti-islamofobia. Insomma è ovvio, secondo la tesi dei quotidiani di centrodestra, che c'è diciamo una corrente di pensiero, una corrente politica che è tutta dedita all'apertura verso il mondo islamico. C'è dall'altro lato l'islamofobia da parte di chi appunto pensa che si stia dando troppo spazio a culture e religioni diverse, diciamo, da quello che rappresenta la nostra cultura nazionale. Questa è la divisione che raccontano quotidianamente i giornali, soprattutto i giornali di centrodestra. Non fa eccezione in questo caso Libero, anche oggi il video che imbarazza la sinistra, corsi per migranti, così si vota il Partito Democratico, la campagna elettorale Dem a Mestre, nella scuola dove si insegna italiano ai bengalesi, cercate questo simbolo perché è il nostro partito. Questo è Libero nella sua apertura di oggi. Vediamo velocemente anche La Verità, altro quotidiano di centrodestra. Stiamo già pagando i prossimi Salim. Chi è Salim? Salim è il giovane insomma, che a Modena si è schiantato contro la sua auto sulla folla in via Emilia. Dopo Modena il PD vuole assumere psicologi per aumentare il parastato, ma aumentare il parastato non serve. La prova viene proprio dall'Emilia Romagna. Decenni di progressismo hanno portato a record immigrati che drenano risorse e non si integrano. I dati su sanità e welfare. Preparo le Molotov, prego per avere fermezza, le chat dell'aspirante jihadista quindicenne di Firenze.
Adesso andiamo a vedere invece il manifesto che apre con la protesta della flottiglia, eccolo qua, Onda Anomala, liberi gli oltre 400 attivisti della Global Summit Flottiglia dopo la cattura e le violenze di Israele. Gaza non è stata raggiunta, ma l'Europa è stata costretta a prendere posizioni. Ora Tajani vuole sanzionare il ministro Ben-Gvir che aveva salvato appena 10 giorni fa. L'ultima prima pagina di oggi è questa dell'Unità. Israele non è una democrazia, scrive l'Unità in prima pagina, il quotidiano comunista, il governo italiano lo sa, ma ne ha paura, sanzione a Ben-Gvir, ma non a Tel Aviv. Questo scrive Piero Sansonetti, appunto nell'editoriale sul fondo di oggi del quotidiano L'Unità. Ci fermiamo, piccola pausa, subito dopo la lettura dei quotidiani regionali. Rientriamo in diretta nella seconda parte della nostra rassegna stampa, oggi su Telecolor. Avevamo anticipato all'inizio, insomma, i temi che si rincorrono sulla stampa regionale sono principalmente tre. L'arrivo di Giorgia Meloni a Niscemi, blitz, e qualcuno suppone anche preelettorale, però insomma Giorgia Meloni è ritornata per la terza volta a Niscemi nel giro di pochi mesi. Poi la questione della italo-belga, con una decisione del CGA francamente inattesa, almeno da parte di coloro che avevano pensato alla liberazione di questa spiaggia da un centinaio di anni in mano sempre alla stessa società, e poi i termovalorizzatori presentati da Schifani. Andiamole a vedere tutte in pagina queste notizie, soprattutto nei titoli che troviamo le prime pagine dei quotidiani regionali. Partiamo dalla Gazzetta del Sud, quotidiano dello Stretto. Niscemi, eccolo qua, l'impegno della Meloni, sicurezza e risorse per gli sfollati. La premier a sorpresa è tornata per la terza volta nel comune stravolto dalla frana, ha presentato il programma degli investimenti, 150 milioni per la ripresa del territorio. A seguirla c'erano ovviamente sindaco, consiglieri comunali, ma anche il capo della protezione civile e commissario a questa emergenza frana di Niscemi, Fabio Ciciliano. Il Consiglio dei Ministri è pronto a licenziare 2 programmi, ciascuno da 75 milioni. Il primo, ha spiegato Giorgia Meloni, per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana che ha sconvolto appunto il comune nisseno. Di spalla troviamo le notizie che riguardano i racconti shock della flottiglia, manette a mani e piedi, abusi su alcune attiviste. Questo lo denuncia anche un attivista, ma che è anche parlamentare del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto, che infatti parla di addirittura violenze fisiche, picchiati selvaggiamente, trattati come criminali. Adesso l'Unione Europea chiede sanzioni al ministro israeliano. La vicenda che riguarda Stati Uniti e Cuba e la strage nel Kherson di Kiev sono notizie di politica internazionale. Troviamo invece a centropagina le notizie che riguardano la Sicilia, l'inchiesta sul rettore, l'ex rettore dell'Università di Messina, Cuzzo Crea. È stata aperta l'udienza, l'Università di Messina intende costituirsi come parte civile. C'è un caso di rimborsi, insomma, che ha coinvolto l'ex rettore, che si è dovuto dimettere, insomma un caso che ha sconvolto la comunità universitaria messinese. Tra l'altro Cuzzo Crea era il capo della conferenza dei rettori, quindi insomma una notizia questa dell'indagine che ha fatto rumore un po' in tutto il mondo universitario nazionale. Poi indagate 2 sorelle del boss, qui parliamo di Matteo Messina Denaro, al setaccio casa e studio delle Cale del Padrino. Si cerca appunto i segreti del boss che diciamo per tutti era il nuovo reggente di Cosa Nostra dopo la morte di Rina, Bernardo Provenzano eccetera. Francavilla di Sicilia, incidente mortale nel Messinese, scontro tra auto e moto, morto un centauro di 45 anni. Qui vedete la scena dell'incidente e la foto della vittima, era un appassionato di enduro. Poi una notizia curiosa, insomma, che è successa a Stromboli, è stato fermato il party di Mick Jagger, era la festa finale del film Free Incestuous Sister, a cui partecipava appunto in un locale la star dei Rolling Stone. È stata interrotta per far rispettare l'ordinanza del sindaco. La musica il mercoledì a Stromboli è vietata e la festa privata organizzata per la fine delle riprese del film, insomma, è stata interrotta all'arrivo dei carabinieri. C'è poco da fare, le ordinanze si rispettano e valgono per tutti, in questo caso anche per una star della musica internazionale come Mick Jagger.
Questa è la prima pagina della Gazzetta del Sud. Andiamo a vedere dentro la caccia al covo. Segreto del boss, perquisiti casa e studio del suo legale, illegale è una donna morta nel 2015, attività professionale ereditata al figlio non indagato, il GIP respinge l'arresto per mafia delle sorelle Bice e Giovanna modificando l'accusa, e questa è la notizia, diciamo, che riguarda il boss. La spiaggia di Mondello restituita alla società italo-belga, lo vedremo tra un po', e ancora vediamo sempre delle pagine della Gazzetta del Sud una notizia che ha toccato tutti, insomma, costretta a lasciare l'isola per studiare, appello di una bimba alla Premier. Chi è questa bimba? Questa bimba si chiama Tiziana, vive a Filicudi, dovrà fare le scuole medie, quindi finisce le scuole elementari, e dice: voglio restare con i miei nonni, i miei amici e con mia madre che lavora qui, ho solo 10 anni e chiedo di avere le stesse opportunità date agli altri bambini, perché ovviamente la scuola media a Filicudi non c'è, e quindi da qui si è aperto il dibattito. Una notizia di una donna scomparsa e rintracciata a Capo d'Orlando, aveva lasciato la Sicilia, era scomparsa dal 7 maggio, eccola qui la foto ripresa anche dalla trasmissione Chi l'ha visto, si chiama Marica Onorato, evidentemente voleva far perdere le proprie tracce. E ancora parliamo dei rimborsi all'università, dei rimborsi gonfiati all'università, aperta udienza per l'ex rettore, l'Ateneo di Messina vuole costituirsi parte civile. Qui il protagonista di questa storia, insomma, che è il rettore, l'ex rettore Salvatore Cuzzocrea. Cambiamo quotidiano, andiamo sulla Sicilia. La Sicilia, eccola qua, Mondello non è Cosa Nostra, questo è il titolo d'apertura, perché il CGA, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, dà ragione alla società italo-belga, una sentenza, dicevamo, anzi una decisione, dicevamo, attesa nei giorni scorsi, ma non in questa direzione. Diciamo, molti si aspettavano che la spiaggia potesse rimanere libera e comunque non a gestione della italo-belga. E poi la notizia di cronaca internazionale: i droni di Kiev fanno strage in Russia, colpita la sede degli 007 e una raffineria. La questione Garlasco, ieri ha parlato il padre di Sempi, e poi i segreti di Messina Denaro li troviamo in pagina, centropagina, in questo box con Donna Malvina, adesso la vedremo anche in pagina. Poi comincia oggi, anzi oggi finisce la campagna elettorale, domani giornata di silenzio, almeno per quanto riguarda il racconto della politica nei comuni al voto. E ci sono alcuni approfondimenti che, diciamo, dalle pagine del quotidiano della Sicilia leggiamo, diciamo, in questi giorni. Oggi si sono concentrati i colleghi del quotidiano della Sicilia su Enna, il referendum di Enna. Augusto Lentini, sfide all'ombra dei soliti noti. A Enna insomma, ci sono molti volti noti dalla politica regionale. Ieri Salvini invece ha incontrato, è venuto in Sicilia per sostenere il sindaco di centrodestra di Agrigento, il candidato sindaco di centrodestra di Agrigento, con lui anche gli amici della DC, come sottolinea il quotidiano La Sicilia. Poi termovalorizzatori, la Meloni e Niscemi e la Sicilia in coda per progetti conclusi, 4 miliardi non spesi per i fondi del PNRR. Andiamo dentro, vediamo la questione che riguarda, eccolo qua, Mondello. Il CGA dà ragione alla società italo-belga, stop per ora alla revoca della concessione. La storica società potrà continuare a gestire i servizi balneari fino al mese di settembre. Vedremo poi cosa succederà. E cosa è successo? E lo leggiamo dalle pagine del quotidiano Sicilia, un po' dappertutto, diciamo, perché questa è la motivazione data dal Consiglio di Giustizia Amministrativa. Di fatto, l'assessorato al territorio non ha programmato l'attività di gestione della spiaggia in vista dell'interruzione del rapporto con la italo-belga, non ha garantito la continuità del servizio nella stagione balneare in arrivo e non ha predisposto gli strumenti per la gestione delle aree pubbliche. Così com'è, non è bastato il bando per l'assegnazione dei 13 lotti, visto che i nuovi concessionari dovevano essere già pronti quando la italo-belga se ne fosse andata dalla spiaggia. Una giustificazione questa che non piace all'assessore al territorio. Ci mettiamo alla Giusy Savarino, ci rimettiamo alla decisione su Mondello. Noi avevamo seguito un iter rigoroso e predisposto un'alternativa valida per la gestione della spiaggia più bella del capoluogo siciliano. Accetta la sentenza invece
e lo scrive in una nota Renato Schifani, il presidente della regione, dice: le sentenze si rispettano indipendentemente dal fatto che possono essere condivise o meno. Parole insomma strette ma che hanno un grande significato. Eccolo qua invece l'inchiesta sul tesoro di Matteo Messina Denaro, sui segreti di Matteo Messina Denaro. Il tugurio segreto di Messina Denaro porta l'avvocata Malvina Moceri. Chi è l'avvocata Malvina Moceri? Di fatto sembra essere una donna, insomma, che aveva più di un rapporto diciamo, professionale con Matteo Messina Denaro. Sembra essere una delle amanti appunto del boss in latitanza, e queste cose emerge anche, diciamo, dalle carte che sono state trovate. Vedete, nelle pagine emerge il legame tra il boss e l'avvocata. Il necrologio: questa donna è morta nel 2015, e lui scriveva appunto che, con queste frasi qui che vi leggo: Malvina, tu sei stata la goccia che mi ha fatto oltrepassare il mio limite, mi dispiace piccolo, il dolore mi strazia, ti penso, Malvina per sempre. Insomma, queste frasi, diciamo, lascerebbero, eccolo qua ancora, pensavo fossi per sempre mia, l'incanto di un autunno ti ha portato mia, a Malvina, 10 novembre 2017, quindi 2 anni dopo la morte, insomma il ricordo ogni anno di Matteo Messina Denaro. Quindi questo fa capire, fa trapelare anche, diciamo, il fatto che tra i due sia stato un rapporto personale e anche passionale in questo caso. Andiamo a vedere invece le prime pagine delle due province, Catania e Palermo, della Sicilia. Vi segnaliamo questa notizia: mafia e omicidio, è morto il boss Enzo Santapaola, figlio di Nitto Santapaola, morto qualche mese fa. Il sanguinario capo mafia catanese era malato da diverso tempo, è morto nell'ospedale maggiore di Parma. Poi giro di vite, caschi e sorsa selvaggia a Catania con Smart Police, 2000 multe, 300 verbali per il mancato uso del dispositivo obbligatorio e soprattutto rivolto ai monopattini. E San Gregorio invece la protesta: troppi cantieri in contemporanea, residenti intrappolati nel traffico. Vediamo Palermo. A Palermo c'è il tema del nuovo stadio. Dopo diciamo, si è conclusa la stagione del Palermo calcio con l'eliminazione dei playoff, adesso si parla del nuovo stadio, progetto inviato al Consiglio con proposte di convenzione per 90 anni, i nodi del tram e della capienza. Insomma, si discute di questo nella provincia di Palermo. Velocemente andiamo a vedere anche la prima pagina del Giornale Sicilia: Mondello restituita alla italo-belga, il CGA accoglie il ricorso, nessuna interdittiva antimafia e la regione non garantiva la gestione, la Meloni anniscemi, come abbiamo visto. L'assessore, dalle pagine del Giornale Sicilia, l'assessore Savarino dice: noi avevamo proposto un'alternativa, quindi dice non è vero che non avevamo fatto niente, quindi si difende. Insomma, il nostro, come abbiamo visto, era un iter rigoroso. E a Palermo invece, le notizie di calcio, calcio giocato, a Palermo pensa già al futuro, riparte con il bis di Inzaghi. Queste sono le notizie che troviamo la prima pagina del Giornale Sicilia. Velocemente vi faccio vedere anche Repubblica di Palermo: Mondello all'italo-belga, il CGA riaffida la spiaggia alla società commissariata per il rischio di infiltrazioni criminali, bocciati regione e comune, non ci sono i presupposti per una ordinata gestione del litorale. E qui diciamo anche il commento: fra alibi e paure è negato il cambiamento. Addirittura l'assessore Savarino, assessore al territorio e ambiente della regione siciliana, parla di una sentenza piuttosto strana, adombrando qualche dubbio. Poi gli inceneritori, ecco i progetti definitivi. Vediamolo in pagina, questa storia degli inceneritori, eccoli qua, le gare a settembre, dice il presidente Schifani nel suo sprint, ha presentato i progetti esecutivi pronti nel 2028, frenata sul mandato bis, ma lo auspico, ma la politica ha le sue regole, quindi non si meraviglia più di niente il presidente della regione, che ha promesso l'inizio dei cantieri dei 2 termovalorizzatori. Velocemente vi faccio vedere anche la prima pagina del quotidiano di Sicilia, che apre con i termovalorizzatori, svolta nell'isola, però il quotidiano dice: i due impianti rischiano di non bastare per risolvere il problema dei rifiuti della regione siciliana, perché senza sprint della differenziata non ci libereremo delle discariche. Questa era l'ultima notizia per quanto riguarda la nostra prima pagina, la nostra rassegna stampa di oggi, venerdì 22 maggio. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata a tutti.